Siamo tornati in studio in diretta per Sicilia 24 Focus in questa puntata diciamo prenatalizia dedicata al CCPM. Abbiamo raccontato numeri, abbiamo parlato di come dire della necessità di fare luce e soprattutto di un qualcosa che unifichi davvero le modalità, no, di comunicazione dei numeri, perché su un'unica base si possono fare i paragoni, altrimenti i paragoni ovviamente non reggono. Allora fatemi salutare, perché si è aggiunto a noi il dottore Francesco De Luca, che saluto e ringrazio sempre. Eccolo qua, lo vediamo collegato. De Luca è il responsabile della UOSD cardiologia pediatrica del Policlinico di Messina. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E allora si è aggiunta anche una mamma meravigliosa, una mamma che ha detto: io devo dire qualcosa, io devo parlare, io devo raccontare. Le faremo raccontare fra poco la sua esperienza con la sua bambina. E saluto dunque Maria Gabriella Fazzi. Buon pomeriggio, è la mamma di... La mamma di Elisa, da Enna. La mamma di Elisa da Enna, e questo insomma è un caso che racconteremo fra poco. Allora, a tutti i collegati resta sempre con noi il dottore Guccione, che saluteremo solo fra un po'. Voglio però adesso dare la parola a Salvatore Primavera. Salvatore Primavera è, come dire, in questo momento colui il quale rappresenta in questo studio una fetta importantissima del CCPM, il Comitato dei Genitori. In questo momento Primavera ci racconterà la sua storia, ma forse aveva voglia di una cosa prima di questa. Mi ha chiesto e io sono qui per ascoltarla. Sì, volevo leggere innanzitutto un comunicato che abbiamo emanato, comunicato del Comitato dei Genitori, diciamo un comunicato che attesta ancora di più la stima verso il dottor Agati in un momento così particolare. Delicato, diciamo così, sì, delicato. Sì. Allora, il comunicato genitori, il comunicato dei Comitato Genitori del CCPM esprime la propria solidarietà al dottor Agati dopo la puntata della trasmissione Report andata in onda domenica sera. I genitori dei bambini seguiti dal CCPM esprimono amarezza e indignazione per il servizio televisivo che ha rappresentato il dottor Agati in modo ritenuto lesivo della sua dignità personale e professionale. Secondo il comitato, il racconto proposto è apparso ingiusto e sproporzionato. Per noi il dottor Agati non è un caso mediatico, ma un professionista che ha avuto un ruolo determinante nella vita e nella salute dei nostri figli. Molti bambini sono stati salvati e curati grazie alla sua competenza, dedizione e umanità. Allora, voi avete consegnato agli organi di stampa ovviamente questa lettera, voi siete un comitato proprio ufficiale e avete preparato questo perché per voi mancava quel cuore fondamentale. Noi l'abbiamo intitolato, come vedete, CCPM, la proroga, i numeri, le testimonianze e il cuore. Voi siete, oltre a tutte le cose che avete raccontato, oltre alle battaglie fatte, siete sicuramente il cuore, avete voluto evidenziare il cuore di questo professionista. Va bene così. Andiamo subito dal dottore De Luca. Dottore De Luca, allora, naturalmente le famiglie non sono qualcosa da non considerare, le famiglie sono, come dire, un'anima importantissima, no? E quando delle famiglie, centinaia di famiglie si uniscono per difendere un medico, un professionista, da qualsiasi cosa, da qualsiasi attacco, dallo spettro della chiusura, vorrà pur dire qualcosa, no? Assolutamente sì. Il CCPM ha rappresentato e rappresenta tuttora un centro di riferimento di cui la Sicilia tutta non può fare a meno. Io dirigo una unità operativa semplice dipartimentale al Policlinico Universitario di Messina e il nostro lavoro è strettamente connesso con quello del CCPM, perché dovete sapere, sicuramente questa cosa è emersa tantissimo nel dibattito, che la cardiochirurgia è senz'altro un'attività, diciamo così, di apice, ma perché questo avvenga è importante che ci sia un prima e un dopo. Ebbene, noi a Messina molto spesso selezioniamo i pazienti che devono andare al CCPM per fare il loro percorso chirurgico, così come anche gestiamo insieme alla terapia intensiva pediatrica
pazienti che vengono fuori da percorsi chirurgici al CCPM, devono essere gestiti fuori, lontano dalla cardiochirurgia. Quindi la nostra connessione è su vari livelli. Innanzitutto su questo assistenziale, nel nuovo anno partirà un PDTA, un percorso diagnostico terapeutico assistenziale con il CCPM, tra l'Università di Messina e il CCPM. Stiamo vivendo in questi giorni, in questo anno vivremo il nostro master di formazione, 26 iscritti da tutta Italia, medici, specialisti e specializzanti che imparano a fare la cardiologia e la cardiochirurgia pediatrica. Abbiamo un canale di connessione nella rete formativa tra i colleghi che frequentano la specializzazione in cardiologia e pediatria e il centro CCPM di Taormina, quindi la nostra presenza accanto, prima, dopo, durante al CCPM è sempre lì. Guccione rappresenta un nostro punto di riferimento per la sua grande esperienza, ma in ogni caso noi scambiamo con loro continuamente informazioni relative ai nostri pazienti. Loro ci mandano pazienti per alleggerire un po' il lavoro pesante che devono svolgere ogni giorno, che con eventualmente diagnostica di secondo livello, per cui la connessione è continua. È vero, devo dire dà molta soddisfazione dal punto di vista sicuramente professionale, ma anche, lasciatemelo dire, dal punto di vista umano. Noi diciamo sempre ai nostri pazienti: noi non vi curiamo, ci prendiamo cura di voi, e abbiamo trovato nel CCPM una risonanza a questo pensiero, che credo sia condivisibile e condividiamo ogni giorno, sia con Paolo che con Salvatore, che con Sasha. Allora andiamo da Guccione. Tra l'altro Guccione ci teneva moltissimo anche a ribadire uno dei problemi, no, che possono in qualche modo profilarsi laddove il centro di cardiochirurgia pediatrica scomparisse, non fosse più veramente un riferimento. Cioè noi abbiamo veramente il problema della migrazione sanitaria, e quando ci sono delle strutture che lavorano come questa è molto importante che si mantenga alto, no? il livello, il nome e la credibilità di un luogo. Guccione, così andiamo subito alla prima scheda che mi ha mandato il dottore Guccione, che riguarda proprio la migrazione sanitaria. Eccola qua, la può commentare, dottore? Vedete questa cartina dell'Italia, vedete come i centri di cardiochirurgia pediatrica siano fondamentalmente concentrati al nord. Abbiamo il centro di Gaslini a Genova, Torino, in Lombardia ce ne sono 3, pur avendo una popolazione di 10 milioni di abitanti, in Veneto 2, 1 a Bologna, Massa Carrara, Ancona, Roma. Sotto Roma operano di fatto 3 centri, Bari ancora in fase organizzativa, Napoli riesce a gestire la Campania, e poi rimane Palermo e Taormina. I numeri li avete visti, sono sicuramente insufficienti, e la migrazione sanitaria è purtroppo inevitabile, come è inevitabile per i centri del nord, per sopravvivere, per avere un numero di pazienti congruo. È inevitabile che debbano importare, brutto il termine, ma debbano importare pazienti. Il dottor Michelon, durante la trasmissione di Report, ha detto che dei 154 casi chirurgici affrontati nel 2024, il 60% erano fuori regione. L'analisi di questo numero è molto importante, perché innanzitutto le necessità della Liguria sono 50 pazienti, e ci sta con la popolazione, la natalità della Liguria. E gli altri che vengono da fuori certamente non sono neonati e non sono ultra complessi, perché ovviamente un paziente critico, un neonato critico, va nel centro più vicino, quindi sono pazienti meno complessi, e questo può giustificare una certa differenza di risultati. Sono pazienti probabilmente più grandi, che possono prendere l'aereo o il treno, raggiungere il Gaslini, continuare a fare le loro visite successivamente al Gaslini. Questo è un fatto sociale e politico, e questo è un messaggio che lancio ai politici, perché dobbiamo rinforzare la capacità di tenere i pazienti in Sicilia, offrendo
assistenza qualificata e quindi grazie al master, grazie alla cultura e alla collaborazione con l'Università di Messina è sicuramente uno dei nostri obiettivi. Allora, aspetti, dottore Guccione, nel frattempo mandiamo anche la seconda schermata che lei mi ha fatto avere. Io ho capito bene, cioè lei dice laddove chiaramente c'è un indice di mortalità molto basso, noi abbiamo saputo anche dello 0% del Gaslini e quindi naturalmente facciamo i complimenti, però dico ho capito, mi è sembrato di capire che lei vuol dire se diciamo si operano bambini molto molto piccoli, chiaramente si eleva la percentuale possibile di mortalità, cioè laddove e soprattutto quando parliamo della problematica delle cardiopatie congenite, che come stiamo vedendo da questa schedule che lei ci ha mandato, sono nell'isola segnalate nel numero di 350, con cure neonatali. Questa è un'estrapolazione personale che parte dal dato di natalità ufficiale della Sicilia. Nel 2023 sono nati 35.489 bimbi. Considerando l'incidenza delle cardiopatie congenite che è circa l'1%, ci sono 350 nuovi bambini con un problema al cuore. Un terzo di questi, e quindi circa 100, hanno bisogno di cure neonatali. Praticamente questo assorbe tutta l'offerta che noi siamo in grado di dare in Sicilia. Dobbiamo fare di più e anche meglio. Quindi incrementare e non distruggere. Dobbiamo far uscire i nostri pazienti, dobbiamo accoglierli nelle nostre strutture e dobbiamo continuare a offrire assistenza qualificata. Perfetto. Io ho lavorato da molti anni in questo settore e vi posso dire che ho la coscienza assolutamente tranquilla su quello che stiamo facendo. Volevo fare un commento sui numeri dell'ECMO. Sì, vada veloce perché siamo, come dire, dobbiamo passare proprio all'ECMO. Sì. L'ECMO è una misura straordinaria che consente la sopravvivenza del paziente quando per problematiche cardiache o respiratorie tutti gli altri presidi, tutto quello che si poteva fare di convenzionale è stato applicato. Ovviamente anche dopo un intervento cardiochirurgico con difficoltà post-operatoria l'ECMO può essere utilizzato ed è certamente misura, abbiamo visto i numeri. L'ECMO però è usato anche in tante altre condizioni. Faccio qualche esempio: la miocardite acuta, il paziente ha un'infiammazione, fino a quel momento sano, ha un'infiammazione del muscolo cardiaco che lo porterebbe a morte a meno che non si riesca a vicariare la funzione del muscolo cardiaco con la macchina. Paziente con insufficienza respiratoria grave, neonato, il nostro gruppo prende l'ambulanza, lo va a prendere in Sicilia, anche a Reggio Calabria, lo assiste con l'ECMO, lo fa sopravvivere e cerca di cambiare la storia di questi pazienti. Quindi dire che tutti gli ECMO fatti siano esito di fallimento della chirurgia non è allora, reale. Gli ECMO, grazie. Abbiamo un bambino che da molti mesi è assistito e ha un'infiammazione del cuore, una miocardite. E quindi dentro questo numero di ECMO c'è e sono stati quantificati i fallimenti, le difficoltà post-operatorie, ma ci sono tante altre. Io per esempio, che lavoro in emodinamica, ho utilizzato l'ECMO quando la risposta alla terapia transcatetere è stata mediocre. Ultimo, recentissimo, diagnosi prenatale con scompenso cardiaco grave del feto, il feto viene fatto nascere, prima di decidere se è operabile o meno lo assistiamo, perché se no non avremmo neanche il tempo di capire cos'ha e il paziente ci sfugge di mano. Questa è la funzione dell'ECMO, non è misura del fallimento della cardiochirurgia. Perfetto. Aiuta la cardiochirurgia come
Lo stesso dottor Michelon ha utilizzato, io ho lavorato con lui, lo stesso dottor Michelon in passato, quando ha utilizzato l'ECMO, e giustamente, correttamente, con beneficio anche. Non è Perfetto, che è perfetto, misura... dottore Guccione, io le chiedo perdono, ma la devo congedare perché abbiamo da fare entrare altri collegamenti, proprio perché, grazie, anzi perché ha anticipato tutta la questione che riguarda l'ECMO, e tra poco ne parleremo anche un po' in dettaglio, perché è come se insomma si sia in qualche modo creato un allarme, no, sull'utilizzo di questo importante salvavita, diciamo così, Valeria, è questo? Io vorrei dire molto velocemente due cose, approfittando dell'intervento del dottore Guccione, che ringrazio tantissimo, perché forse vorrei renderlo più facilmente per chi ci segue da casa. Taormina accetta casi davvero estremi che altri ospedali non accettano, fino a uno a pochi giorni fa. Quindi è molto facile che quando gli altri ospedali, quando vengono chiamati, dicono no, questo bambino non ce lo prendiamo, e io mi assumo la responsabilità perché lo posso dire bene, e invece Taormina lo prende. È normale che le problematiche aumentano a Taormina rispetto ad altri centri che invece non prendono questo tipo di bambino. E poi chiudo molto velocemente per andare con l'ECMO. Il dottore Guccione ha spiegato che ci sono delle differenziazioni sull'uso dell'ECMO. Non è vero che ogni 15 giorni, se vai oltre 15 giorni devi staccare, come hanno fatto in maniera generale, è assolutamente fuorviante. Questo lo dico per i genitori che ci seguono. Ci sono patologie che devono andare oltre i 15 giorni, quindi non confondiamo e fidiamoci dei medici. Ci collegheremo tra poco proprio con un medico, con una perfusionista, e quindi ne parleremo nel dettaglio. Dottore Guccione, le dico grazie, davvero, mi scuso ma la congedo, le auguro un sereno Natale e tanto è un buon lavoro per tutto quello che l'attende. Grazie davvero. A proposito di quello che diceva il dottore Guccione, straordinario professionista, grande esperienza in tutto il mondo, perché poi qua non ci dimentichiamo che hanno un background straordinario. Vado proprio da una donna che si è vista arrivare proprio l'equipe del CCPM in un momento di assoluta disperazione nella città di Enna. Allora, carissima Maria Gabriella, giusto? Maria Gabriella, in pochi minuti che cosa è successo? È successo che all'inizio del 2024 mia figlia, a soli 5 mesi, si è ritrovata con una grave insufficienza respiratoria dovuta a alla comunissima influenza stagionale. A seguito appunto di questa grave insufficienza respiratoria, ad Enna hanno provato di tutto per stabilizzarla, ma non c'era modo. Perché i polmoni in pratica non funzionavano più bene, erano quindi hanno chiesto i medici della rianimazione, della pediatria e della neonatologia di Enna. Si sono confrontati con diversi ospedali della Sicilia, avevano trovato anche un posto in terapia intensiva all'ospedale dei bambini di Palermo, che quindi fa parte insomma del gruppo del civico di Palermo. La bambina doveva essere trasferita lì. Era già pronto il posto per lei, ma le condizioni della bambina non lo consentivano assolutamente, perché ogni volta che la stabilizzavano e la mettevano nella culla termica, pronti per partire, l'ambulanza pronta e tutto pronto, i valori crollavano e ricominciavano da capo all'infinito. È durata tutta la notte questa agonia per noi e per i medici e per ovviamente la bambina. A che la mattina, dopo tutta la notte di questo va e vieni, la mattina ci comunicano che hanno chiesto aiuto a 2 strutture in Sicilia che hanno l'ECMO, però ha risposto, dopo insomma diverse richieste di aiuto, ha risposto Taormina e ci dicono i medici che stanno venendo ad operarla, a metterla in sicurezza, a stabilizzarla con questo strumento di cui noi non avevamo conoscenza, assolutamente idea. Stanno venendo ad Enna
provano a stabilizzare, la stabilizzeranno con questo macchinario esterno e per poi trasferirla direttamente a Taormina e seguirla in terapia intensiva. Quindi noi ci siamo visti arrivare 2 autoambulanze con medici, infermieri, attrezzature, tantissime attrezzature. L'hanno operato, ovviamente abbiamo conosciuto il dottore Agati, abbiamo conosciuto il dottore Iannace. Quindi 2 primari si sono recati a fare questo tipo di intervento in emergenza, che è un intervento in emergenza che viene svolto, lo voglio ribadire, lo voglio dire perché l'ho già detto anche in altre sedi, è l'unica struttura che lo fa in Sicilia. Non ci sono altre strutture che fanno questo tipo di intervento in emergenza. Come sta adesso la sua bambina? Elisa sta bene. Elisa, voglio dire però che è una bambina nata perfettamente sana, non ha alcuna patologia congenita, quindi una bambina nata perfettamente sana. Voglio anche che ci si immagini lo sconcerto in cui ci si trova in certi momenti e il vedere arrivare questa equipe che la mette in sicurezza, la trasferisce d'urgenza in terapia intensiva, dove rimane per 3 settimane e dove si salva. Quindi voglio dire una cosa che riferendomi anche a quello che diceva il dottore Guccone, lei è una di quelle bambine a cui è stata cambiata la storia, perché lei sarebbe morta, non ce l'avrebbe fatta. Grazie. È stata cambiata la storia della sua vita e della nostra, ovviamente. Grazie. Quindi noi ci battiamo, io e mio marito ci batteremo affinché questo centro possa essere da supporto per altre famiglie e per altri bambini che nei periodi di influenze stagionali vengono anche colpiti da semplici bronchioliti. Perfetto, grazie davvero, l'abbraccio, tantissimi auguri a lei, alla sua famiglia, alla sua bambina, grazie per aver portato la sua testimonianza. Fra poco ci collegheremo con un'altra mamma che ha avuto una storia molto forte e molto toccante. Saluto a questo punto il dottore Giulio Papotto, che è collegato in questo momento con noi, tecnico di è lunghissima, la dico tutta, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria, perfusione cardiovascolare all'Arnas Garibaldi di Catania. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ospiti e al pubblico. Con una decina di anni di esperienza proprio in cardiochirurgia, quindi insomma ha vissuto molto da vicino, no, quelle che sono le esigenze dell'ECMO in queste situazioni. Già il dottore Guccione aveva anticipato in qualche modo quelli che sono le meraviglie, no, di questo salvavita che è stato definito certamente tale, ma con una serie di indicazioni, tra virgolette, di paletti sull'utilizzo da un punto di vista temporale. Cercheremo di capire se è così fra poco. Assolutamente Fatemi sì. tornare dal dottore De Luca. Dottore De Luca, continuerete naturalmente, l'abbiamo capito, insomma, questo filo conduttore, no? Con il CCPM è imminente la firma di un'ennesima proroga. Che cosa sarebbe senza questo centro, anche per voi, diciamo così? Allora, la storia della bimba di Enna ci ha fatto capire quanto nel computo delle competenze ci debba essere per forza una capacità di creare rete. Ecco, io allora vorrei rilanciare questo discorso, piuttosto che stare a difenderci da quello che è stato detto e stato fatto contro il CCPM. Vorrei dire che se riusciamo in Sicilia, e qui faccio riferimento all'onorevole De Luca, che sicuramente ci sta ascoltando, ad una struttura, una rete costruita bene che possa mettere in collegamento tutti quelli che lavorano nel campo della cardiologia e della cardiochirurgia pediatrica, io credo che si possano ottenere dei risultati fantastici, ovviamente mettendo all'apice di questa piramide il CCPM, ma allo stesso modo è importante che ci siano colleghi ad Enna che hanno saputo tenere in vita questa bimba che, poveretta, aveva una situazione respiratoria molto grave, oppure da altre parti della Sicilia, in modo da dare il tempo al CCPM di poter intervenire in maniera corretta e competente. Quindi io dico, il CPM sì, creazione di una rete efficace altrettanto sì. E noi a Messina credo che possiamo essere un punto di riferimento, essendo un ospedale universitario
con tantissime competenze anche extracardiologiche che possono risultare utilissime nella gestione di questi piccoli pazienti. Quindi noi ci saremo, ora partirà questo PDTA nell'anno prossimo che ci permetterà di fare ancora più unione tra le due strutture, passaggio di competenze, crescita professionale reciproca. Quindi grazie a voi per questa bellissima trasmissione e soprattutto grazie al dottor Agati che veramente, io lo chiamo in qualsiasi momento del giorno e della notte, mi ha sempre risposto e mi ha sempre dato una possibilità, e questa è tante volte quella che manca a molti poveri bimbi, e lui la possibilità la dà. Grazie. Grazie davvero dottore, buon Natale anche a lei. Allora abbiamo un filmato che andiamo subito con quello che significa l'ECMO. Nel frattempo fatemi salutare questa mamma meravigliosa, coraggiosa, che onestamente merita insomma ancora più considerazione per quanto mi riguarda, perché la vedete collegata da un luogo che è riconoscibilissimo in essere un ospedale. In questo momento lei si trova a Monza, signora Letizia Rivolta, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sono all'ospedale Niguarda di Milano. Ah, è a Milano, in questo momento è a vicino dove Niguarda. abitiamo noi. Esattamente. Allora lei è portatrice di un'altra storia importante, toccante, in questo momento il ricovero diciamo della sua bambina, ancora è una bambina, non è afferente a problematiche cardiache o No. esatto, non è legato a quello. Allora non entriamo nel merito, facciamo mille auguri, riesce a guardarci un po' prima di entrare con noi in collegamento, ce la fa? Ma molto volentieri, ero qua in attesa. Benissimo, molto volentieri, allora grazie. andiamo subito a parlare di questa ECMO, è come dire in questo filmato la spiegazione che vi diamo, eccolo qua. La prima esperienza risale a circa 8 anni fa, quando siamo stati chiamati da un ospedale di Catania per un bambino con una insufficienza respiratoria acuta, grave e non responsiva, diciamo, alla terapie mediche convenzionali, alla ventilazione convenzionale. Mi ricordo il grande trambusto nell'organizzare la partenza e nel recarsi in questo ospedale e trovare appunto l'equipe della neonatologia che aveva ventilato per tantissimo tempo il bambino con appunto la ventilazione manuale. Sono quei ricordi, sono quei casi che non puoi dimenticare, anche perché poi fu il vero e proprio primo ECMO respiratorio della nostra esperienza. L'ECMO viene messo per una disfunzione d'organo, o polmone o cuore, o entrambi i due organi. Pronto? Che ospedale siete? Una volta attivato il tutto dobbiamo organizzarci per venire da voi. Il tempo di organizzare il sistema di trasporto e veniamo con voi. È una procedura d'emergenza all'interno del nostro reparto, ovviamente anche all'esterno, nel senso che veniamo attivati in caso di insufficienza respiratoria neonatale nella quasi totalità dei casi. Quando viene attivata la macchina appunto di trasporto ECMO, tutto parte da una chiamata da ospedali esterni che possono essere Catania, Messina, ma siamo arrivati anche ad Agrigento. Tutti ci precipitiamo in ospedale per il recupero dei nostri materiali, di ciò che serve in emergenza, e da qui si parte con un'ambulanza o con un elicottero verso la destinazione, quindi l'ospedale di destinazione dove troviamo il bambino. Lei è la nostra piccola? Alice non finirà mai di ringraziarvi, perché avete fatto tanto. Alice, sono passati già quasi 3 anni, Alice è stata trasportata da Licata al CCPM di Taormina. È stata dura, è stato veramente brutto, le paure erano tante, ma lei è stata una piccola guerriera. Insomma, in sintesi è quello che accade molto spesso, no? Il Salvo Primavera commentava con uno sguardo, annuiva, sorrideva, diventa quasi normale, ma normale proprio, normalissimo, forse non è tutto questo, o forse dovrebbe sempre essere così in tutte le strutture, in tutti gli ospedali. Dovrebbe essere sempre così. Purtroppo sono delle patologie dove il tempo è tutto, e dove l'intervento, diciamo, deve essere veloce, perché diciamo, fa la differenza tra la vita e la morte. Esatto. Mio figlio ha 3 anni,
si chiama Tommaso, lui ha una patologia grave, un truncus arterioso. È la stessa patologia, mi perdoni se forse mi corregge, che è stata riscontrata in una bimba nell'ultima missione del CCPM. Sì, esattamente, la bimba che verrà trasferita a gennaio perché non è stato possibile operarla lì in Benin, verrà trasferita a gennaio proprio per la gravità della patologia e quindi verrà curata qui a Taormina. Naturalmente sono delle patologie particolari dove appunto il CCPM interviene. Io, per quanto riguarda anche l'emergenza, volevo sottolineare che un bambino, dopo essere stato operato, ha necessità di una continua assistenza. Mio figlio, dopo essere stato operato, dopo 2 mesi ha avuto un'emergenza notturna e quindi siamo andati a Taormina praticamente, ma noi siamo di Acireale, in pochissimo tempo. Pensare di chiudere una struttura o di depotenziare una struttura del genere e fare un viaggio in altre regioni o dall'altra parte della regione è una cosa impossibile da pensare. Ecco, quindi il suo bambino è stato operato a quanti anni? No, mio figlio è stato operato a 15 giorni a cuore aperto. 15 giorni a cuore aperto, quindi una vaga alta complessità forse, sì, ecco sì, così, sì, vaga. sì, già aveva subito un'altra operazione a un giorno di vita, un'ernia diaframmatica che non c'entra niente col cuore. Però ha dovuto poi subire, dopo 15 giorni, questo intervento a cuore aperto, poi dopo 1 anno e mezzo è stato messo uno stent, quindi, e dovrà naturalmente nel corso della sua vita, finché naturalmente comunque non diventerà adulto, subire altri interventi perché dovrà essere sostituito il condotto che è stato praticamente impiantato. Quindi per lei è un rapporto ininterrotto, no? Che non si può interrompere. Ma non solo per me. Per lei, ovviamente, sì, per sì, suo figlio, è necessario avere questo riferimento, è no? fondamentale, perché un bambino con cardiopatico non guarisce, rimane cardiopatico a vita, quindi dovrà fare controlli e sempre altri interventi, di solito in base alla patologia, diciamo, che ha. Allora, dottore Papotto, abbiamo detto cose giuste finora sull'ECMO, che è la sua materia ovviamente importante, principe, e partiamo subito da là. Ci sono dei paletti nell'utilizzo, cioè noi ci dobbiamo sempre attenere, voi vi dovete sempre attenere a delle linee guida, degli standard, oltre i quali non si va? Sono un punto di riferimento per il nostro sistema sanitario nazionale. Io le rispondo con una battuta, diciamo. Negli anni 70 il nostro padre fondatore dell'ECMO, il dottor Robert Bartlett, un chirurgo luminare statunitense, ha portato avanti per tanti anni il concetto dell'ECMO, migliorando sempre di più la sua tecnologia. Lui ha dimostrato nel corso degli anni come la scienza e la compassione verso gli ammalati, i nostri pazienti, e la sua perseveranza, come si può salvare la vita anche lì dove sembra impossibile, perché questo è quello che ci ha insegnato. L'ECMO ci permette di salvare le vite dove magari si può pensare che la cosa sia impossibile. Il concetto dell'ECMO è stato spiegato correttamente, io cerco di farvelo capire in maniera un po' più pratica. L'ECMO non è altro che un cuore e un polmone artificiale. E viene utilizzato, è una tecnica altamente avanzata che viene utilizzata lì dove i nostri ammalati, i nostri pazienti hanno, come già è stato detto, dei deficit cardiaci e polmonari. Quindi noi andiamo a sostituire completamente o parzialmente la funzionalità del cuore e la funzionalità del polmone, o viceversa. Quindi, come è stato detto anche correttamente prima, l'ECMO non per forza deve essere una metodica cardiochirurgica. L'ECMO è una metodica che serve per dare una chance, io la definisco una scialuppa di salvataggio. Non è detto che poi questa scialuppa di salvataggio arrivi a terra, ma una scialuppa di salvataggio gliel'abbiamo data. Vi faccio un esempio, si parla sempre di ECMO in cardiochirurgia, in cardiologia, nelle insufficienze respiratorie. Negli ultimi anni si è adottata una tecnica di utilizzo dell'ECMO nei pazienti, nei nostri concittadini che decidono di donare gli organi,
quindi noi andiamo a prelevare degli organi sui pazienti ahimè purtroppo deceduti, l'ECMO ci permette di rigenerare questi organi e dare vita ad altre persone. Quindi il concetto, l'ECMO è ovvio che porta delle complicanze, che porta dei rischi, ma noi l'ECMO va utilizzato in situazioni drammatiche. Dottore, però aspetti un momento, aspetti dottore, solo un secondo. Allora, sul valore, aspetti, solo una cosa, sul valore dell'ECMO io penso che abbiamo spazzato via qualsiasi tipo di dubbio. Ma assolutamente. Il discorso è sull'utilizzo, cioè c'è scritto che io devo usarlo solo una settimana, 5 giorni, 6 giorni, 2 settimane? Ci sono delle, come dire, controindicazioni tanto forti? Oppure se si va oltre un limite consentito, forse il rischio vale? Il dettaglio è molto sottile, perché le complicanze, le tempistiche degli ECMO comunque vanno rapportate alla patologia di partenza. Cerco di farvi capire un altro concetto. Un grande medico, tra l'altro catanese, il dottore Coci, medico legale, mi ha sempre spiegato che ci sono 3 eventi che possono causare una mortalità in medicina legale: un evento iniziale, un evento intermedio e un evento finale. L'ECMO di sicuro non è uno strumento, una tecnica che può essere come evento iniziale, capiamoci. Quindi non c'è realmente una tempistica. Poi ovviamente in base alla patologia, gli studi clinici, i dati statistici ci dicono come può evolversi l'andamento di quella patologia o di quel trattamento. Perfetto. Però, quindi dobbiamo attenerci a delle linee guida, a delle regole, ma la valutazione va sempre fatta in base alla situazione che si sta vivendo, giusto? Assolutamente. Tra l'altro una cosa che tra virgolette non è stato detto, ma perché magari non si attenziona: quando si parla di ECMO non c'è un medico, non c'è una persona che gestisce, non ci siamo solo noi perfusionisti o il cardiochirurgo, è ogni decisione che viene fatto con un team multidisciplinare, quindi molteplici professionisti che uniscono la loro conoscenza e cercano di risolvere la situazione. Dottore, la devo fermare perché è giusto che io vada da Letizia Rivolta, che in questo momento è in ospedale con la sua meravigliosa figlia. È stata protagonista di una cosa che lei non dimenticherà mai, me l'ha detto tante volte perché noi ci siamo anche scritte. Ci racconta che cosa è successo alla sua bambina e qual è stato il suo rapporto, il motivo del suo rapporto da Monza con il CCPM. Inizio anche solo col dire che quando ho visto il dottor Agati e la Sicilia, gli ospiti lì, mi è già venuto la commozione solo vedendoli, quindi già questo dice molto. Noi eravamo in vacanza 2 anni fa in Sicilia e Fede aveva già avuto da piccola un intervento cardiologico. Lei ha una sindrome di Marfan, quindi non produce collagene. E poi niente, siamo andati, lei è cresciuta, non è accaduto niente, aveva, manifestava dei problemi, però sono stati un po' sottovalutati. Siamo andati in Sicilia e Federica non è mai uscita dalla stanza. E come ogni cosa non arriva per caso, c'è stato un pediatra che l'ha vista, che era in vacanza al villaggio, ha subito inviato l'ambulanza, l'elisoccorso, e siamo arrivati all'ospedale di Modica, dove lì hanno fatto uno smistamento. Hanno detto che Federica era possibile, che non c'era assolutamente più niente da fare, gli avrebbero fatto un esame che avrebbe fatto capire se mandarla all'ospedale, dove andava terminale, oppure se c'era una piccola speranza sarebbe andata al CCPM, ma nessuno di noi pensava, un po' in maniera discriminante, che in Sicilia ci potesse essere una perla nascosta come quella, no? Perché da noi non si sente parlare di una realtà così potente. E niente, siamo arrivati e mi ricordo il dottor Agati ci ha detto che insomma per la scienza questa bambina era morta, cioè loro non si spiegavano come mai Federica fosse ancora viva, cioè dice non è possibile avere una aorta di 8 centimetri. Ciao Valeria, che bello vederti. Non era possibile, non c'è nessun caso clinico né uno studio c'era, e quindi io mi ricordo che sono morta dentro, cioè proprio no, un genitore sa cosa vuol dire. Io mi ricordo che Agati è arrivato,
io non l'avevo mai visto, e dice: allora, per la scienza questa bambina è morta, non può essere viva, cioè non c'è un libro che possa spiegare come mai lei c'è, ma secondo me è protetta. Io parto anche da quello, ecco, lì ci ha acceso una fiamma. Federica ha fatto 12 ore di intervento e noi abbiamo vissuto un miracolo, noi che piaccia o no, ma non è un miracolo per chi crede o non è credente, è una serie di coincidenze aver trovato quest'uomo che, io vi giuro, noi in questo momento siamo in ospedale per altre storie, per i polmoni, un'operazione al ginocchio, e io dico: cacchio, ma se ci fosse una Gatti e il suo team anche per il polmone, se ci fosse una Gatti e il suo team anche per il ginocchio? Cioè, io faccio spesso questo pensiero, però io credo nella vita, ho fede nella vita. Gatti per me e loro sono un qualcosa che, come dire, non è spiegabile, è un'unione tra la competenza e l'umanità, e che noi vogliamo, dipende dove uno vuole guardare, no? Le persone. Qui in ospedale mi hanno detto: lei trova tutti quelli bravi, ma perché lei è così, quindi come siamo predisposti? Noi genitori che abbiamo avuto l'onore e la fortuna, e altri bambini non ce l'hanno avuta, di incontrare questo team che ha preso in mano, si è preso la responsabilità di questa vita. Letizia, io ti ringrazio tantissimo, faccio un in bocca al lupo a te, alla tua bambina, alla tua famiglia, ti faccio mille auguri. Volevo contestualmente farti vedere cosa sta succedendo in questo momento al CCPM, perché mi è arrivata una foto ed è esattamente questa, che non è uno scatto qualsiasi, è lo scatto dell'attimo di quello che sta accadendo adesso, e per il quale naturalmente abbiamo anche appunto ricevuto direttamente l'informazione che c'era una emergenza, e per questo devo dirti, lo faccio, ho da fare dei ringraziamenti alla mia regia che ha lavorato, anche loro, insomma anche noi tutti, in questo 24 di dicembre, con passione, con amore, con rispetto, con abnegazione. Quindi grazie davvero, approfitto proprio grazie a questo scatto per ringraziare tutti i tecnici della rete e anche insomma la nostra editrice che ci ha concesso questa trasmissione fiume dedicata al CCPM, perché il territorio ha bisogno naturalmente di strutture come questa, la nostra sanità siciliana non è tutta da buttare. Grazie Letizia, grazie davvero. Allora, siamo quasi in chiusura e io vorrei un'ultima parola con Papotto, che è collegato da un po'. Allora, mi dica una cosa. Bellissimo il racconto della mamma. Bellissimo, ed è proprio, avete preso la testimonianza di quello che ci è stato almeno mi è stato insegnato nella mia professione, che la vita può essere sostenuta anche quando sembra impossibile. Assolutamente. Perché, le ripeto, ritornando al discorso delle linee guida, ok, ci danno una dritta, ma un modo di percorrere in maniera corretta un percorso terapeutico, ma poi ci vuole anche l'umanità e il rischio di poter affrontare determinate scelte. Ha detto la parola per dare una giusta. possibilità in Lei più. ha detto la parola rischio. Ritengo che il rischio sia, come gli incidenti, come gli errori, siano tutte parole che sono disgraziatamente nel novero, no, della vostra attività. Chi non fa non rischia, chi fa rischia. Va bene, allora salutiamo anche lei e ringraziamo lei per la sua presenza e la sua attività. Valeria, tu che sei, come dire, anche una maestra di televisione, chi ho dimenticato? No, non abbiamo dimenticato nessuno, è stata, credo che io auspico che questa trasmissione porti un po' di luce. Il dottore Agati con il team del CCPM si prende casi molto complessi e, come avete sentito, anche che altri definiscono ormai impossibili, cioè li danno per spacciati. Questo ovviamente mette a maggior ragione a rischio chi affronta delle problematiche complesse. Molte volte vanno bene, purtroppo altre volte non vanno bene, però io vi dico perché seguo con tanta passione questo centro e ho profonda stima per tutti loro. Non ho mai visto nessuno di loro rinunciare a un caso, seppur tanti altri ospedali lo davano per spacciato. Ho sempre sentito questa frase: tentiamo finché possiamo di salvare questa vita umana. Questo ha dei rischi, ovviamente, come ha detto anche il dottore Papotto, se fai i rischi aumentano, se non fai i rischi diminuiscono. E chiudo dicendo una cosa:
Mi addolora vedere quei puntini rossi con tanti centri al nord, nonostante la popolazione sia inferiore, nonostante non ci dovessero essere i centri, per cui qua in Sicilia dobbiamo lottare per averli, pur avendo una popolazione pari a quelle di altre regioni che hanno 2-3 centri. E capisco che ci sia una politica che vuole andare a togliere dei centri al sud, perché altrimenti non potrebbero giustificare la presenza di più centri al nord, ma questo non è corretto, perché la vita umana dei bambini del meridione vale più come quelli del nord. Auspico che tutte le famiglie che ci seguono possano avere più fiducia nella nostra sanità e mantenere i bambini nei centri d'eccellenza come il CCPM. Grazie. Allora, Salvatore Primavera, lo sa quanti mi stanno scrivendo nella nostra linea WhatsApp? Io faccio una fatica incredibile e sono sicura che ci resteranno malissimo. Lei poi raccoglierà tutti gli scontenti, perché è sempre un po' il parafulmine, no? Fatemi anche ringraziare, scusate, ma perché questo è fondamentale, Matteo Arrigo, videomaker straordinario che segue il CCPM in tutte le missioni, bravissimo, che ci ha fornito anche dei filmati molto, molto belli, per cui non si arrabbieranno, perché la causa c'è. Lo sa che faccio? Leggo soltanto questo. Noi siamo calabresi, ecco, se n'è andato. Noi siamo calabresi, il CCPM non deve chiudere, mia figlia è stata operata 4 giorni dalla nascita dal dottore Agati e dal dottore Calvaruso, tra qualche giorno compirà 7 anni. E con questo io vi ringrazio. Grazie a te, Roberta, grazie a te. Salvatore Primavera e a tutti i nostri telespettatori. Noi continueremo a seguire questa avventura.